È partita da Catania una vasta indagine contro la pedopornografia online che nei giorni scorsi ha portato a perquisizioni, denunce e arresti in tutta Italia, Veneto compreso. 30 le persone indagate, di cui 7 arrestate per divulgazione e detenzione di contenuti pedopornografici. Nei computer e telefoni sequestrati sono stati trovati decine di migliaia di file illegali, tra i quali alcuni con abusi su bambini in età infantile. I soggetti indagati risiedono in 17 città, tra cui Venezia e Verona, tutti di sesso maschile tra i 19 e i 59 anni e di diversa estrazione sociale, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai. Per risalire ai responsabili, gli investigatori della Polizia Postale hanno analizzato le navigazioni sul dark web e le chat scoperte su smartphone, individuando gli indirizzi IP degli utenti coinvolti. Questo ha portato a scoprire l'esistenza di diversi gruppi dediti allo scambio di video. Attraverso le perquisizioni e i sequestri, poi, gli agenti hanno acquisito ulteriori indizi nei confronti delle persone interessate, che dovranno rispondere di reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. All'indagine hanno partecipato 100 operatori della Polizia Postale, anche sotto copertura.